quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora si arricchisce di ora in ora il campionario di follie pro pal e l'ultima, almeno nel momento in cui vi parliamo, sconfina addirittura nell'ambito sportivo, nell'ambito del pallone. È un caso di follia calcistica, di ideologismo pro pal calcistico, di sovrapposizione totalmente sconclusionata di piani. La notizia innanzitutto, gennaio come è noto è anche il mese del calciomercato. La Fiorentina, al momento ultima in classifica, ha ufficializzato poche ore fa un'ovvietà del calciomercato, l'acquisto di un giocatore, nella fattispecie il centrocampista Manor Solomon dal Villarreal. Solo che questo Solomon ha veramente un problema grave, cioè è chiaramente uno svarione dei dirigenti gigliati, una cosa che rende inaccettabile il suo approdo in riva all'Arno. Non deve operarsi al ginocchio, stare fuori 13 mesi, non ha fatto 20 autogol nelle ultime 10 partite, non ha segnato risultati imbarazzanti ai test fisici, nulla di tutto questo, semplicemente è israeliano, ma cosa diavolo vi viene in mente, dirigenti della Fiorentina? Ora, non siamo completamente impazziti, ma ci riferiamo al commento che ha ritenuto di consegnare all'Agorà Social, quindi a tutti noi, sull'acquisto del calciatore Solomon, tal Jacopo Madau, assessore comunale di Sesto Fiorentino e rullo di tamburi, segretario provinciale di Sinistra Italiana, il partito di Nicola Fratoianni, uno dei più flottiglieri, no? Uno dei più, diciamo, appassionati nella battaglia contro il diritto dello Stato degli ebrei a difendersi da quell'orrenda organizzazione terrorista e nazi-islamista che si chiama Hamas. Diritto che Solomon ha avuto il torto, cioè non solo sei israeliano, ma Solomon ha addirittura rivendicato il diritto del suo paese, inciso ma non troppo, l'unica democrazia del Medio Oriente, di difendersi dall'attacco terrorista, dall'idea nazi-islamica che parte da Teheran e tra le sue propagini poi Hamas di cancellare lo Stato degli ebrei. Soprattutto dal 7 ottobre in poi Solomon ha coraggiosamente manifestato la propria posizione di sostegno al proprio paese, sì, anche all'esercito del proprio paese, impegnato in una battaglia mortale contro il terrorismo, al netto di errori ed orrori che fanno parte di qualunque guerra. Tutto questo trascolora a dettaglio, secondo il sinistrorso e fratoiannesco Madau, che ha scritto: è stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina. Il calciatore israeliano, avendo difeso il diritto dello Stato degli ebrei a combattere il terrorismo e ad esistere, deduciamo, non è il benvenuto a Firenze, non è il benvenuto a Firenze. Ora non so, e questa è la posizione di questo, che non è l'ultimo arrivato, assessore a Sesto Fiorentino e segretario provinciale di Sinistra Italiana, non è ovviamente una posizione isolata, no? È solo appunto l'ennesimo episodio di questa saga pro pal che vede la sinistra italiana consegnarsi in modo critico appunto alla narrazione ultra pro pal. Ora, non so come voi vogliate chiamarla questa posizione per cui un calciatore israeliano non è il benvenuto perché ha difeso la guerra del proprio Stato contro le belve di Hamas. Sicuramente, e vogliamo essere generosi, è una posizione ultra antisionista e soprattutto che ci azzecchi tutto ciò col calcio e con lo sport, francamente rimane un mistero. Grazie a tutti.